Noi vogliamo sensibilizzare e informare chi attualmente dirige la città che il conto alla rovescia è partito. Sicurezza, volantinaggio della Lega Nord tra via Roma e Porta Altinia, zona a rischio degrado e microcriminalità. È di giovedì pomeriggio l'ultimo blitz antidroga di vigili e polizia locale con il fermo di 8 spacciatori. Tra spaccio, risse, la città rispetto a solo 4-5 anni fa è irriconoscibile. Non è più la Treviso a cui eravamo abituati. Grazie alla giunta Manildo Grigoletto, quella che era la nostra città fino al 2013, oggi ha cambiato epoca. Loro sono contenti, si beano di grandi eventi, di mostre, questo e quell'altro. La realtà per i cittadini nel quotidiano è uno schifo. Polizia locale impiegata troppo poco sul territorio, secondo il Carroccio. I sindaci possono decidere se far stare i vigili in ufficio o se farli girare per la città. Sinceramente i cittadini ci raccontano che di vigili in giro per la città se ne vedono pochi. Noi dopo qualche mese di inizio del controllo di vicinato possiamo dire che il tentativo è fallito. Una breve ricognizione ed ecco sul ponticello, al di là della porta, una scena che ai militanti della Lega non piace per niente, per non parlare del fatto che per terra si trova di tutto. Due persone, uno da parte all'altra del ponte, da dove vengono? Vengono dalla caserma Serena, vengono da via D'Andro, da dove? Chi è che li sta identificando? Spiegatemelo. Questa sarebbe la sicurezza della città. È ora di finirla e mettere un presidio fisso per far sì che questa gente se ne vada, che cominci a lavorare, che si dia da fare, non che stiano tutto il giorno a bivaccare dove possono dare e incutere paure ai cittadini.